una grande azienda del nostro territorio, Foral Palzileri. Nescafè Palzileri è il marchio che tutti conosciamo, ha vestito la nazionale di calcio, è stata, e qui parlo invece col cuore, lo sponsor del Vicenza Calcio nell'anno della vittoria della Coppa Italia. È una grande azienda che ha tanti dipendenti, complessivamente intorno ai 400, ed è una grande azienda in difficoltà perché sapete che chi oggi ne detiene la proprietà ha annunciato la volontà di cessare l'attività e quindi è fondamentale che tutto il territorio e le istituzioni si mobilitino. Presso la Regione c'è già stato il tavolo con la presenza dell'assessore Donazzan, che insieme alle altre istituzioni e alle forze sindacali ha chiesto all'azienda, o meglio a chi ha in mano l'azienda, di tornare sulle proprie decisioni, ma serve davvero una mobilitazione forte perché parliamo appunto di tantissime famiglie e soprattutto di un know-how e di una capacità storica, produttiva e di attività manifatturiera che è fondamentale mantenere sul nostro territorio. È importantissimo secondo me che sia stato sottoscritto da tutti i consiglieri della provincia in maniera unanime, trasversale, perché dà il segno di quale sia l'attenzione di quest'Aula, di questo Consiglio e della Regione nei confronti di questa crisi. Grazie.